Analizzare e discutere il delicato tema delle dipendenze digitali in un'ottica di prevenzione, fornendo una riflessione sulle buone pratiche per la gestione consapevole dei dispositivi connessi a Internet e al loro uso. È l'obiettivo che si è posto il convegno Iperconnessi, organizzato al Centro Culturale Da Vinci di San Donà di Piave da Studio Intelligere in collaborazione con il Centro Il Nocciolo di Jesolo e con il patrocinio del Comune di San Donà e dell'ULSS 4. L'esigenza di fare questo convegno nasce dalla volontà innanzitutto di fare rete con il territorio, ma di parlare con la comunità di una tematica importante come la dipendenza dal digitale, ma soprattutto per una consapevolezza legata all'utilizzo dei device in generale. Al giorno d'oggi la situazione dei giovani e dei meno giovani com'è? Si sta troppo connessi? Beh, diciamo che ci vuole un'educazione alla connessione. Come per la TV ci siamo dovuti abituare, siamo stati educati ad utilizzarla come mezzo, adesso dobbiamo abituarci ad utilizzare il digitale. Un tema che non riguarda solamente i giovani e gli adolescenti e per affrontarlo in maniera esaustiva sono stati invitati esperti nei vari settori coinvolti, dall'informatica alla psicologia, passando anche per la media education. Il primo relatore sarà un informatico e quindi sarà più tecnico il suo intervento, ma molto importante perché proprio andrà nel vivo di quelli che sono i meccanismi che vengono stimolati per tenerci connessi. Successivamente ci sarà il dottor Pellai che si rivolgerà alle famiglie e all'importanza della base sicura come lui le definisce. Nel pomeriggio invece avremo il dottor Giordano che ha fatto nascere quello che si chiama custodi digitali e ultimo ma non ultimo il direttore del SERD, il dottor Saccon, che parlerà delle dipendenze legandole al psichico, diciamo così. Se da un lato dunque la tecnologia ha aiutato l'umanità a progredire, a interconnetterla e anche a supportare l'istruzione scolastica, dall'altro lato ha portato con sé anche nuovi rischi. Sicuramente ha agevolato molto anche per le ricerche e per aiutare comunque i ragazzi ad avere un determinato tipo di istruzione. Certo è che essere collegati continuamente vuol dire anche essere esposti comunque a dei rischi. I rischi sono quelli di non avere una consapevolezza legata proprio all'utilizzo, piuttosto di non conoscere i dispositivi che i nostri figli utilizzano, quindi quando l'adulto impara a conoscerli, li riconoscono anche nel loro utilizzo. Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore consapevolezza riguardo l'uso più corretto di dispositivi digitali, serve dunque fare rete. Vedere un gioco di squadra, un connubio fra operatori, fra educatori, fra istituzioni, fra forze dell'ordine crea i presupposti per aiutare, dare degli utili consigli anche a noi come genitori, fin dove la tecnologia ci aiuta e dove invece l'iperconnessione può creare a dipendenze e a situazioni delicate. Quindi ben venga un'occasione di confronto come questa con situazioni e con relatori di eccellenza e quindi grazie all'associazione per l'opportunità. Si stava meglio quando si stava peggio? Sì, questo è vero, è pur vero che non si torna più indietro, così come è stato per la televisione, per la radio. L'importante appunto è creare consapevolezza rispetto a quella che è una novità. Io direi ritorniamo ai giochi dove c'è un turno, ritorniamo a guardarci negli occhi e non a guardare gli schermi che possono produrre tante attrattive sonore, visive, ma mancano di relazione e di empatia.